a tutti quanti. Volevo ora dare la parola ad Alessio Alessandrini. Stavi dicendo qualcos'altro? Sì, lo stavo dicendo, che Alessio è per noi una grandissima risorsa, nel senso che da qui, nei mesi che seguiranno, il porto gruarese, il Veneto orientale, ha, dopo tantissimi anni, la possibilità di contare sul consigliere regionale. Per cui il fatto di avere Alessio qui questa sera è anche l'opportunità di sapere proprio direttamente come si stanno svolgendo i lavori all'interno del Consiglio regionale e come anche, rispetto alle riflessioni che ha fatto Marco e ha fatto Sara, il Veneto, la nostra regione ma anche il nostro territorio, può anche qui conseguire degli obiettivi che ci permettano di mantenere alta la qualità della vita in una situazione che, come avete capito voi, è abbastanza delicata. Grazie per l'invito. È la mia prima uscita pubblica da consigliere regionale in pratica, quindi farla qui a Cinto, sono contento di farla qui perché questo è un comune riconquistato al centro-sinistra e non solo però, non solamente il dato elettorale. Vedo in questi giorni con i documenti, le proposte che provengono da dentro il comune di Cinto Caomaggiore che ha riconquistato una qualche centralità nel comprensorio anche a livello di proposta politica con la quale ci si deve confrontare. Mi riferivo sostanzialmente al vostro documento sulla politica sanitaria del territorio, che dopo le elezioni europee e i risultati il Partito Democratico con altre forze di centrosinistra avrebbe potuto candidarsi alla guida della Regione Veneto, ma un prerequisito assoluto era che guardasse al suo interno e togliesse qualsiasi anche sospetto. Dovevamo essere di fronte al pubblico come la moglie di Cesare, e cioè privati anche di sospetti di malversazioni e di comportamenti non adeguati. Fortunatamente alla guida del partito in provincia di Venezia è arrivato Marco Stradiotto, che io conoscevo da tanto tempo in precedenza, fino a quando era sindaco del suo paese, e questo credo che sia una vera garanzia, insomma, di attenzione a questo, perché la gente non è che si dimentichi, insomma. Poi quando va a votare dice: ma io al di là delle proposte politiche eccetera, mi posso fidare di questa gente qui? E prima di tutto dobbiamo farci fidare, insomma, devono fidarsi di noi, e solamente una gestione trasparente, completamente attenta anche a questi passaggi, ci può dare questa possibilità. Difficile perché il blocco di centrodestra in regione è ancora forte, non tanto per i partiti quanto per il presidente Zaia, quale gode di un grosso consenso e riesce anche, nonostante non ci siano soldi, a spendere quasi 2 milioni di euro per pubblicità istituzionale, per contratti con i giornali, con le televisioni, per, lui dice, far conoscere le attività della regione. In realtà poi alla fine è per preparare la propria campagna elettorale. E quella è la forza del blocco di centrodestra, perché tutto il resto invece non c'è, la coalizione è debole. Io in queste prime settimane ho assistito a scene particolari all'interno del Consiglio regionale. Forza Italia, che si è rappresentata come polo della libertà, adesso è divisa in 3 gruppi che fanno lotta tra di loro. C'è una divisione un po' su tutto. Oggi io vengo da una commissione urgente per quel che riguarda il futuro delle vecchie APT, quindi il turismo, che nel nostro territorio è un elemento economico di grande importanza,
e una legge regionale avrebbe trasformato queste APT in, si chiamano organismi di gestione e di destinazione, parola che non arrivo a capire cosa c'entri, come faccia uno a capire che si parla di turismo, però questo è il nome, OGD, organismi di gestione e destinazione, che non si sono trasformati, anche perché nella provincia di Venezia la situazione è molto particolare, piuttosto anche preoccupante dal punto di vista della governance del territorio, perché le province vengono abolite, però la città metropolitana ha avuto un rinvio, il Comune di Venezia non esiste dal punto di vista politico, che avrebbe dovuto essere traino per creare questa cosa, e l'urgenza della commissione che abbiamo fatto oggi è perché ci sono 69 lavoratori delle vecchie APT della provincia di Venezia che dal prossimo mese restavano senza stipendio, quindi la regione doveva fare un intervento straordinario per garantire a queste famiglie il sostentamento. Ebbene, però io dico questa cosa perché oggi a garantire il numero legale alla commissione per fare questa cosa, che era importante, insomma, eravamo 6 del Partito Democratico, 2 del gruppo misto e 1 della maggioranza, il vecchio consigliere Carlo Alberto Tesserin, che è, mi dà la medaglia perché quello si è sempre presente. Non ce n'era uno della Lega, di Forza Italia, di questi, di quelli, non c'era nessuno, erano rimasti tutti quanti in vacanza, quindi anche un discorso di scarsa affezione al lavoro che si deve fare lì, insomma, no? Quindi gli elementi per poter dire che occorrerebbe sostituire questa classe che ha governato il Veneto per tanti anni ci sono. L'importante sarebbe presentare un partito affidabile, sicuro, con un candidato da trovare, non è semplice, non è facile, però è una battaglia, Marco, questa che si deve cercare di poter fare. Avete visto anche leggendo i giornali, magari sfugge un po', ma la divisione nella maggioranza è palpabile. Insomma, l'altro giorno c'è stata una feroce polemica tra il Presidente del Consiglio regionale, Ruffato, e il vicepresidente della giunta regionale Zorzato, che sono tutti e due dello stesso partito e della stessa corrente, cioè tutti e due di nuovo, come si chiama, quelli di Alfano, ecco, che Zorzato accusava sul rinvio della legge per il consumo del suolo, che è una cosa importante, insomma, perché noi nel Veneto in particolare negli ultimi decenni abbiamo consumato terreno agricolo e ambientale e paesaggistico in una maniera esagerata. Si calcola che abbiamo mangiato tra rotonde, capannoni che adesso sono chiusi e altri interventi, rotonde, sorpassi, cavalcavie, eccetera, qualcosa come il 5-6% del territorio, che vuol dire quasi tutta la provincia di Rovigo. Sono dati incredibili, insomma. Quindi, e torniamo a bomba al discorso sanitario, l'ospedale nuovo che si vorrebbe fare con tutte quante le strade da poterci arrivare lì è un altro ulteriore consumo di territorio che andrebbe frenato. Bene, questa legge è all'attenzione, ma non passa, continua a non passare, soprattutto per le divisioni della maggioranza, insomma. Per cui il Presidente del Consiglio si è risentito del fatto che Zorzato accusi il Consiglio di inattività, di non essere veloce a produrre le leggi come invece si dovrebbe. Anche su cose sciocche, insomma, anche questo ha la sua importanza. L'orsa quella in montagna che ha ferito, no? Danizza. Quella in Trentino mi erano quella di Asiago, ma non ha ferito Quella
ammazzato le vacche, mentre questa... Esatto. Però questa qui, Il federalismo degli orsi, no? qualcosa si deve fare con questa qui, perché ha ammazzato pecore, vacche, di tutto. E ci vuole, come dire, una politica mirata e unitaria anche nei confronti dell'orsa, insomma. E invece Zaia fa l'ambientalista e dice che bisogna catturarla e cercare di non fargli male, di non torcergli un pelo. E invece, per esempio, la Donazzona dice che l'assessore non alla pubblica istruzione, alla formazione, Ma lei sparerebbe tutto quello che si muove? sì, infatti quello che ha detto è che bisogna ammazzarla. Tra l'altro raccogliendo molto consenso da parte delle categorie che puntano, ma voglio dire, neanche per la gestione dell'orsa non c'è in regione unità, per cui sarà una battaglia il prossimo anno con un partito, il nostro, che però io direi che deve andare fuori da un'aura di conservatorismo. Una volta si discuteva, non si parla più di destra, di sinistra, questi concetti qua sono inadeguati, si potrebbe parlare di riformisti e di conservatori. Beh, a ogni diritto i riformisti dovremmo essere noi, però molto spesso facciamo la parte di chi vuole conservare. Vi dico una sola cosa, Zaia in consiglio regionale, mi dicono gli altri, io non l'ho mai visto, come fosse non l'ho mai visto, e gli altri miei colleghi, che sono 4 anni che sono là, hanno detto che lo hanno visto un paio di volte in consiglio regionale. Una di queste volte, per sfarzo mediatico, è stato quando hanno approvato la legge che permette il referendum per l'indipendenza del Veneto. Allora, sull'indipendenza del Veneto noi ci abbiamo fatto 4 risate, perché come il Veneto, no? Ma in realtà questi pescano su un sentimento che esiste, non è una boutade, è anche una presenza mediatica importante, e quindi il discorso dell'autonomia, e siamo rimasti semplicemente un po' a difendere l'esistente, insomma, mentre qualche alternativa sarebbe da immaginare, perché anche in Francia, per esempio, stanno andando a una riforma delle autonomie locali puntando alle macro regioni, e noi qui, Friuli, Trentino, Alto Adige, cosa facciamo? Stiamo come gli staterelli italiani del Rinascimento, o proviamo a pensare qualche forma di diversa collaborazione? Quindi anche il PD in questo deve darsi. Si diceva prima che il Veneto non ha richiesto queste autonomie, però neanche il nostro partito non ha spinto per poterle avere.